i problemi che abbiamo. E l'ho scritto una lettera dicendo che adesso noi usiamo questa crisi anche nella certificazione Demeter in Italia come opportunità, perché tutti gli enti di certificazione hanno gli stessi problemi, no? Allora in Vienna ho parlato di essere o fare biodinamica, che se noi facciamo biodinamica è come fare il bio, come fare il convenzionale in fondo, no? Noi dobbiamo sviluppare una conoscenza di quello che stiamo facendo a un livello più profondo, no? Dobbiamo pensare al futuro di umanità come principio, non solo come faccio a vendere le patate, le carote, il vino e così via. Dobbiamo pensare alla nostra responsabilità sociale come agricoltori, perché quando io ti do da mangiare, io ti do da mangiare come organismo, ma io ti do da mangiare anche una personalità che evolve, è lì la mia responsabilità. Allora il biodinamico, se noi non diventiamo biodinamici, che vuol dire coscienza, questa via biodinamica è già in fallimento. Non basta fare qualcosa, prendere la certificazione, e non è solo uno stile di vita, è un impegno di vita, no? Che fa anche, se ognuno cerca un percorso più profondo. La biodinamica ti fa lavorare le mani, ma ti fa fare un percorso molto più profondo anche. Che poi sarà quello che permetterà ai singoli individui di unirsi in coscienza collettiva e portare il reale cambiamento. Perché 100 anni altrimenti fa... resti sempre una scheggia impazzita, comunque un'oasi, ma scollegati totalmente all'interno di... E qui abbiamo bisogno della politica. Di una visione, certo. E sostegno vero di lavorare insieme, certo. E non essere controllato. Uno deve dire, l'unico rapporto che io ho con la politica sono i controlli fiscali, che ovunque tutti hanno paura dei controlli perché qualcosa trovano, e come loro vivono su le multe, roba da matti. Noi dobbiamo togliere questo modo di fare e dare un sostegno all'agricoltore, che è quello che porta avanti il paese. Certo. No? Grazie. Bene.